Un appello al direttore regionale scolastico Francesco Feliziani affinché consenta l'istituzione di un'altra prima classe a tempo pieno nella scuola elementare Ferdinando Podda di Nuoro, oltre a quella già istituita. Lo hanno lanciato tutti i genitori dei bambini che si sono iscritti al tempo pieno, in totale 34, anche se attualmente si è potuta formare solo una classe di 27 alunni. 6 bambini sono rimasti fuori e dovranno frequentare i corsi normali, non avendo al momento la possibilità di cambiare istituto. Proprio ieri nei locali del Podda sono stati estratti a sorte gli ultimi 9 bambini che sono andati a completare il numero di 27 previsto per la classe a tempo pieno. I primi 18 erano stati scelti in base ad alcuni criteri stabiliti dall'istituto: avere un fratello o una sorella già iscritti al Podda o, in secondo luogo, aver frequentato la scuola primaria nei pressi di San Pietro o Sant'Onofrio, che dipendono dal Podda. Ma i genitori tutti chiedono alla massima autorità scolastica regionale di intervenire e utilizzare i 2 dei 100 insegnanti destinati al potenziamento delle singole realtà scolastiche sarde che l'ufficio scolastico regionale ha a disposizione. Si permetterebbe così a tutti e 34 bambini di prima elementare di godere del tempo pieno, così come prospettato dalla direzione della scuola a febbraio in occasione dell'Open Day. La creazione di una seconda classe sarebbe anche in linea con i tanti discorsi che si fanno sulla lotta alla dispersione scolastica e sulla necessità di potenziare le competenze dei bambini, anche perché la scuola primaria risulta fondamentale per i successivi step in ambito scolastico. I genitori dei bambini di prima della scuola elementare Podda non vogliono arrendersi al fatto che per accedere al tempo pieno si dipenda da fattori che non possono controllare, come l'estrazione a sorte. In una Sardegna che vuole recuperare il gap con il resto del mondo e avere scuole che diano il massimo alle future generazioni, questo è un passaggio fondamentale. Da qui la chiamata in causa al direttore regionale Feliziani affinché intervenga e risolva la situazione che si è venuta a creare nella scuola elementare Podda di Nuoro.